Adesso parleremo di soffiatori. Soffiatori, è vero. E poi aveva un altro nome ancora, oltre che soffiatori. Li chiamava i fioleri, cioè quelli che faceva fiae per le medicine, per tutto. E questi erano i soffiatori, che soffiava sulla canna e aiutava il maestro che ora sul banco sentato con le pinze e lavorava davvero. E questi erano i soffiatori, un gran mestiere che voleva di gran polmoni e tanti di ori anche si amava. Si amava perché che toccava essere a contatto col fuoco, col caldo, con tutto, e che toccava soffiare dentro, era soffiare, soffiare, e soffiatori, soffiatori.